Forza Italia è fuori dalla coalizione di centrodestra che governa il Veneto. Cacciata dal segretario veneto della Lega Alberto Stefani, che dichiara: spiace constatare che Forza Italia è oggettivamente uscita dal perimetro di maggioranza in Regione Veneto. Usa la formula della presa d'atto Stefani, volteggio della politica, mentre in realtà le sue parole sono una saetta contro gli azzurri, sbattuti fuori quindi dalla maggioranza di centrodestra a un mese e mezzo dalle elezioni europee e amministrative, fuori a livello politico e a livello istituzionale. E significa anche questo: da martedì i 3 consiglieri regionali forzisti saranno sbalzati al lato dell'opposizione. Da oggi saranno esclusi da tutte le riunioni di maggioranza al Ferrofini. La tenuta della coalizione non è a rischio. Forza Italia non esprime assessori e il centrodestra può continuare a contare su un'alleanza di governo solida di 38 consiglieri. Ma c'è un dato politico il cui valore è innegabile. La coalizione di centrodestra, così come il Veneto la conosceva da decenni, adesso non esiste più. Questo è Sveglia Veneto, il primo podcast dedicato all'informazione vista da nord-est. Io sono Jack Calcetto, oggi è giovedì 18 aprile 2024, la prima notizia del giorno riguarda l'uscita di Forza Italia dalla maggioranza a sostegno di Luca Zaia in Regione Veneto. Forza Italia che più che uscire è stata messa alla porta dalle dichiarazioni del segretario regionale della Lega Alberto Stefani, come abbiamo visto poc'anzi nell'articolo di Laura Berlinghieri per i quotidiani del gruppo NEM. Stefani: Forza Italia si è messa fuori dalla maggioranza. Questo è il titolo dell'articolo, che riprende appunto la dichiarazione del segretario regionale della Lega. Decisivi sarebbero stati l'attacco di Tosi a Zaia e le parole di Tajani, che nei giorni scorsi ha detto che Forza Italia vigilerà sull'autonomia. Il segretario regionale leghista ha dichiarato: per governare insieme serve lealtà, non assalti quotidiani. E quindi è bufera in regione, rottura nella coalizione di centrodestra che sostiene la giunta Zaia. Ci sono anche le dichiarazioni del capogruppo della Lega in regione Alberto Villanova, che dice: ricordo a Tosi che anche lui è stato leghista e autonomista, Forza Italia ci spara addosso di continuo. E infatti il problema, forse più che le dichiarazioni del ministro Tajani sull'autonomia, sono le continue sparate, i continui assalti da parte di Flavio Tosi, ex leghista, appunto ex sindaco di Verona e adesso deputato e segretario regionale di Forza Italia. Vediamo la notizia anche sul Corriere del Veneto e sul Gazzettino di oggi. Scontro tra gli alleati. Tosi, Zaia sull'autonomia strepita e perde la misura. La Lega, così Forza Italia esce dalla maggioranza. Dopo Sanità e Pedemontana, nuovo affondo del segretario azzurro. Questo il titolo del Corriere del Veneto, che riporta ancora una volta le parole di Alberto Stefani, segretario regionale della Lega, che dice: spiace constatare che Forza Italia è oggettivamente uscita dal perimetro di maggioranza in Regione Veneto. Il Corriere del Veneto ricorda che l'intervento di Tosi è successivo al botta e risposta tra Zaia e Tajani, ministro degli esteri e segretario nazionale di Forza Italia. Tajani che aveva detto: vigilerò sull'autonomia. Zaia si era poi dichiarato infastidito, ne abbiamo parlato nella puntata di ieri di Sveglia Veneto. Vediamo ora il Gazzettino. Alta tensione Lega Forza Italia, Stefani: così siete fuori dalla regione. Autonomia, Tosi contro Zaia, strepita senza senso, perde le misure. Il segretario del Carroccio: così i forzisti hanno scelto di uscire dalla maggioranza. L'articolo sul Gazzettino è di Alda Vanzan, mentre per il Corriere del Veneto abbiamo Martina Zambon. Ma insomma, vedremo se poi queste parole del segretario regionale della Lega Alberto Stefani si tradurranno in azioni concrete e quindi se effettivamente verrà formalizzata l'uscita di Forza Italia dalla maggioranza in Consiglio regionale a Palazzo Ferrofini. Nel frattempo sicuramente le tensioni di cui ormai quotidianamente raccontiamo in queste puntate di Sveglia Veneto, nelle ultime settimane, negli ultimi mesi, le tensioni interne alla destra che governa il Veneto e l'Italia sono arrivate ormai a un punto di fibrillazione massima, forse non un punto di non ritorno, ma sicuramente la situazione è esplosa.
e non sarà facile nelle prossime settimane, in piena campagna elettorale, ricucire. Probabilmente vedremo comunque l'evoluzione di questa vicenda. Nel frattempo proseguiamo la rassegna stampa di oggi con alcune notizie flash. La prima dal Corriere del Veneto: dopo gli scontri di Roma, nel corso delle proteste per chiedere lo stop al genocidio a Gaza, cosa succede a Padova? Degli studenti hanno occupato il Bo chiedendo all'università di boicottare Israele. La rettrice Mapelli afferma: con loro nessun confronto. Di questi temi si discute nel Senato accademico, dice Mapelli, ma vediamo il punto, il riassunto del Corriere del Veneto, dove l'articolo è di Roberta Polese e Alice D'Este. Gli attivisti dello Spazio Catai e l'Associazione Giovani Palestinesi ieri mattina hanno occupato l'aula Ederle al Bo con l'obiettivo di avere un colloquio con la rettrice Daniela Mapelli dell'Università di Padova. Il tema avanzato dagli esponenti di queste associazioni è quello del boicottaggio a Israele. Chiedono lo stop a collaborazioni e ricerche da parte dell'Università di Padova. Le altre università venete si sono già espresse contro il boicottaggio e anche l'Ateneo Patavino nei giorni scorsi non ha approvato una mozione che era stata presentata in Senato accademico dai rappresentanti degli studenti. Il Corriere del Veneto poi pubblica 2 dichiarazioni dei rettori di UAV e Ca' Foscari. Seguiamo programmi per la ricostruzione post bellica, se rinunciassimo alla cultura come veicolo sarebbe fallimento, dice Benno Albrecht di UAV, e Tiziana Lipiello di Ca' Foscari afferma: il sapere è strumento di pace che non conosce confini, che consolida la convivenza tra popoli. Gli studenti però, almeno non tutti, evidentemente non sono d'accordo. Voltiamo pagina e chiudiamo appunto con altre notizie flash, 2 in particolare. La prima, torniamo sui quotidiani del gruppo NEM. Vinitaly chiude con 97.000 visitatori, in aumento gli operatori dall'estero. Si parla quindi della rassegna enologica a Verona. La 56esima edizione ha centrato l'obiettivo di una maggiore internazionalizzazione. Bene Stati Uniti, Germania, Cina e Canada. L'articolo è di Maurizio Cescon, che sottolinea: quello del Veneto è stato il padiglione con più presenze, seguito dalla Sicilia. E infine l'ultima notizia di oggi riguarda il trasporto pubblico, in particolare quello su rotaia, su ferro. Linea Croce dei pendolari, 2 guasti da KO al mese sulla tratta Venezia-Udine. La notizia è sul Gazzettino di oggi, l'articolo è di Marco Agrusti. Problemi alle centraline di Mogliano e Sacile che provocano stop a ripetizione sulla linea appunto Venezia-Udine. Anche martedì sera e ieri mattina ritardi pesantissimi, nessun intervento in vista però. Ammodernamento della tratta previsto solo dopo il 2030 e la velocità massima resta quella degli anni 60. Insomma, una linea appunto in cui i disagi per i pendolari continuano e continueranno a quanto pare fino al 2030 almeno. Per oggi è davvero tutto, grazie per aver ascoltato questa puntata di Sveglia Veneto. A tutte e tutti voi una buona giornata.